sul tetto di una scuola a Padova per sfuggire ai carabinieri e seminare il panico, bloccato e portato in caserma un giovane nordafricano, via blindata, studenti allontanati, lezioni sospese. Giallo di Samira, domani saranno 2 mesi dalla scomparsa della 43enne di Stanghella, cercatela nei casolari, dice il marito indagato per omicidio che continua a professarsi innocente. Da oggi ricomincio a vivere le parole di Catiuscia, la figlia dei coniugi Nicolasi trucidati a Cison di Valmarino dopo la sentenza che condanna Sergio Papa all'ergastolo. La difesa annuncia ricorso in appello. Camorra ad Eraclea, la commissione d'accesso chiede lo scioglimento del comune per le infiltrazioni mafiose, intanto a Lonigo nel Vicentino confiscata impresa edile vicino all''ndrangheta. Fondo indennizzo ai risparmiatori dell'ex Banca Popolare, a tutt'oggi nessuno è stato ancora rimborsato, le associazioni che assistono i truffati tornano a bussare alle porte del Ministero. La legge di bilancio equipara gli alloggi popolari alle seconde case, assoggettandole quindi al pagamento dell'IMU. Preoccupazione nelle ATER, la tassa, dicono, avrebbe ripercussioni nella manutenzione degli alloggi. Incontro di fine anno con il Vescovo di Treviso, il primo per Monsignor Michele Tomasi, che tra le riflessioni parla di autonomia e odio sui social. Grande festa per il Capodanno a Padova, spettacoli, fuochi d'artificio, il concerto di Fabri Fibra in Prato della Valle e per la prima volta bus navetta fino a tarda notte. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in primo piano la cronaca, gli attimi di panico vissuti questa mattina a Padova quando un giovane nordafricano è salito sul tetto di un istituto superiore della città per sfuggire ai carabinieri. La via blindata, gli studenti allontanati, le lezioni sospese. Per scappare dai carabinieri che lo volevano controllare si è barricato all'interno di un istituto scolastico. Ha seminato il panico la fuga di un giovane straniero alle prime ore di venerdì mattina. Sono circa le 6, i residenti di via Cardinal Callegari all'Arcella chiamano i carabinieri per segnalare una lite in strada tra nordafricani. All'arrivo della pattuglia uno del gruppo scappa in bici, poi scavalca il cancello dello stabile che ospita alcuni istituti superiori, sale fino al 4° piano e si arrampica sulla grondaia fino al tetto. Qui si ferma pericolosamente in bilico e minaccia di buttarsi. Dopo quasi 2 ore il negoziatore dei carabinieri e i vigili del fuoco lo convincono a scendere. Nel frattempo la strada viene bloccata, i ragazzi che dovevano entrare a scuola vengono tenuti a distanza dai docenti. Ecco il racconto di una dipendente dell'istituto, testimone di quanto accaduto. Arrivati per prendere servizio e abbiamo trovato carabinieri, vigili del fuoco e non abbiamo potuto accedere e abbiamo preso servizio da poco. Io ho visto soltanto quando lo hanno portato fuori con l'auto dei carabinieri. All'interno della scuola che ospita il liceo classico europeo, l'istituto Ruzza e il convitto per sordi Magarotto c'erano solo una quindicina di ragazzi che erano alloggiati nel convitto. Fortunatamente non si sono accorti di nulla. Gli altri studenti in via precauzionale sono tornati a casa, lezioni sospese per tutto il giorno. Sono stati allontanati, non sono neanche entrati nella strada. C'erano i docenti che li hanno tenuti a debita distanza, li hanno tenuti protetti. Lo straniero che ha seminato il panico è stato portato in caserma dai carabinieri e fotosegnalato. Nella zona c'è un problema di spaccio, denunciano i residenti che però preferiscono non parlare alle telecamere. Il giro di pusher e clienti è visibile a tutte le ore. Sempre a Padova, domani saranno 2 mesi dalla scomparsa di Samira, il giallo di Stanghella che si fa sempre più complesso. Il 21 dicembre saranno passati 2 mesi da quando Samira è scomparsa e in questi 2 mesi il caso della donna di Stanghella sparita nel nulla si è fatto sempre più complesso e ingarbugliato. Ora a rendere ancora più complicate le indagini arriva l'ultima dichiarazione del marito Mohamed Barbri, il quale tramite la trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3 con una dichiarazione rilanciata dai media locali consiglia agli inquirenti di cercare Samira nei casolari di Solesino, località che confina con Stanghella. Non è dato sapere da dove Mohamed abbia preso questa informazione e su quali elementi sia basata, ma la dichiarazione arriva in seguito al ritrovamento, sempre da parte del marito, di svariati oggetti della 43enne scomparsa, un portachiavi, una scarpa, una maglietta e una collanina, tutti rinvenuti nei pressi dell'abitazione dei due. Questi improvvisi ritrovamenti vengono visti dall'opinione pubblica come possibili tentativi di depistaggio, ma non ci sono prove di questa tesi e quindi tutto resta nel campo delle ipotesi. Quel che è molto reale invece è l'iscrizione nel registro degli indagati di Mohamed per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Samira insomma non si trova né viva né
morta, e ogni volta che delle povere ossa emergono dal litorale o che un corpo viene recuperato dai fiumi del Veneto si rinnova la sicurezza dei media nazionali, e lei potrebbe essere lei. Invece di Samira non c'è traccia, e di tutto ciò resta una sola certezza, che nessuno sa dov'è, o forse una persona lo sa. Una vicenda invece che ha avuto una sua conclusione, almeno in primo grado, è quella del duplice delitto di Rolle di Cison di Valmarino. Ieri nel telegiornale di Treviso abbiamo raccontato in diretta della sentenza con la condanna all'ergastolo di Sergio Papa. Allora risentiamo anche le reazioni subito dopo sia dei familiari dei coniugi trucidati sia poi della difesa di Sergio Papa. Da questo momento io ricomincerò a vivere, perché in questo anno e mezzo mi sono messa da parte ed è giusto che io ricominci a vivere, è giusto così. L'emozione è palpabile, il cuore è sollevato da un peso, almeno uno in questa storia terribile, quello, secondo Katiuscia Nicolasi, di aver avuto davvero giustizia per i genitori Loris e Anna Maria, barbaramente uccisi a Rolle il 1° marzo del 2018. La Corte d'Assise di Treviso ha inflitto il massimo della pena all'unico imputato per quel feroce delitto, il 35enne di Refrontolo Sergio Papa, ergastolo con isolamento diurno per 2 anni. Finalmente mia sorella potrà rimanere in pace. E anche il Katiuscia ha avuto la pena giusta. La figlia delle vittime, che si è costituita parte civile e a cui i giudici hanno assegnato una provvisionale di 200.000 euro, ci ha tenuto a esprimere il proprio grazie agli artefici di questo risultato. Al dottor Davide Romanelli e al colonnello Giovanni Mura e tutti i suoi uomini per il lavoro svolto e per aver assicurato la giustizia a una persona pericolosa come Sergio Papa. Questo lo dico con il cuore. Sono 45 anni che faccio questo mestiere, ma un'emozione così non l'avevo mai provata, perché ho trovato una cliente disperata, giustamente, in una situazione difficilissima di sopravvivenza, veramente, e quindi mi sono sentito anche responsabilizzato al massimo. Ha già annunciato che ricorrerà in appello invece l'avvocato difensore di Papa Alessandra Nava, convinta che nelle successive fasi di giudizio il castello accusatorio costruito dall'accusa potrebbe venire smontato. Le sentenze che si basano su degli indizi deboli difficilmente superano poi le prove successive. Siccome questa sentenza non resterà qui, quindi questa sentenza sicuramente sarà letta da altri, io sono veramente curiosa di capire come riusciranno a riempire di prove gli indizi che il pubblico ministero ha portato. E adesso le mani della criminalità organizzata in Veneto, e torniamo a parlare del comune di Eraclea, perché secondo la commissione d'accesso e la commissione insomma della prefettura il comune va sciolto, quindi sempre più vicino a questa soluzione. Il comune di Eraclea, uno scioglimento per infiltrazioni mafiose. Allora ci racconta quanto accade a Eraclea Ilaria Marchioli al telefono. Ilaria. Buongiorno da Eraclea, dove si sta avvicinando il comune allo scioglimento per infiltrazioni mafiose. La commissione d'accesso ha infatti individuato gli elementi che possono portare proprio a questo scioglimento e che ora, come prevede la prassi, dovrà essere valutato dal ministro dell'Interno Lamorgese e che dovrà decidere se poi portarlo in Consiglio dei Ministri per l'atto formale e il riconoscimento di condizionamenti da parte delle organizzazioni criminali. La relazione è stata inviata al ministro dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, che al momento non rilascia alcuna dichiarazione. Una relazione che informalmente le era stata annunciata martedì anche durante la sua visita a Venezia per il concerto di Natale nella Basilica di San Marco, e dopo l'accesso disposto dalla prefettura la commissione d'accesso ha lavorato per 6 mesi proprio per ricostruire i rapporti tra il clan di Donadio e l'amministrazione comunale di Eraclea, non solo quella dell'ultimo sindaco Mirko Mestre, da poche settimane ai domiciliari, ma anche con quella dell'ex sindaco Graziano Teso. La Procura di Venezia contesta il concorso esterno all'associazione proprio del vice sindaco Teso e l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso all'ex sindaco Mestre, che si è appunto dimesso nei mesi scorsi e si è sempre detto innocente. La richiesta di rinvio a giudizio è arrivata sul tavolo del giudice per le udienze preliminari, uffici al lavoro anche perché il prossimo 19 febbraio scadono i termini di custodia cautelare.
Da Eraclea è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, non c'è solo la camorra, c'è anche l''ndrangheta, abbiamo visto anche ieri con la maxi retata nazionale che ha coinvolto anche il padovano e intanto la DDA di Padova ha confiscato un'azienda di costruzioni a Lonigo e siamo nel Vicentino perché il titolare era affiliato, secondo le indagini, alla Cosca Grande Aracri. I tentacoli dell''ndrangheta ancora una volta si insinuano in Veneto e nel Vicentino. La DIA di Padova ha eseguito la confisca di un'impresa di costruzioni di Lonigo, di proprietà di un imprenditore crotonese 44enne, da tempo residente in Veneto, condannato nel processo Emilia e affiliato alla cosca 'ndranghetista Grandi Aracri di Cutro. Oltre al provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna, la DIA ha applicato nei confronti degli imprenditori la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 5 anni, con obbligo di dimora nel comune di domicilio. All'azienda gli uomini della DIA sono risaliti con accertamenti patrimoniali seguiti all'arresto dell'uomo nel gennaio del 2015 e alla condanna passata in giudicato e emessa nel 2017 dalla Corte d'Appello di Bologna. Gli agenti, oltre alla pericolosità sociale, hanno accertato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto. La confisca comprende quote sociali e beni strumentali dell'impresa, 13 conti correnti e depositi finanziari, 5 appartamenti, 4 terreni agricoli e una vettura di grossa cilindrata per un valore complessivo di 500.000 euro. E sempre a Vicenza un maxi sequestro della Guardia di Finanza nel mirino, una ditta vicentina. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo di quasi $500.000 in una ditta vicentina in capo a una holding di un gruppo di società operanti nel settore della meccanica. Secondo quanto è stato accertato dai militari, era stato messo in atto un meccanismo di falsificazione di documenti da parte della holding relativamente all'acquisto e al collaudo di una alesatrice e fresatrice industriale. Ciò avrebbe permesso all'impresa di accedere in maniera indebita ai contributi del decreto competitività del 2014 tramite la compensazione dei crediti IVA di cui non aveva diritto. L'importo sequestrato è pari alla cifra dell'IVA indebitamente compensata e quindi evasa dall'azienda, bloccando il denaro su un conto corrente societario. Adesso le polemiche, dopo che la legge di bilancio prevede l'equiparazione degli alloggi popolari alle seconde case, quindi soggetti al pagamento dell'IMU, una reintroduzione di una tassa che alle ATER non piace perché dicono il pagamento di questa tassa potrebbe incidere poi sugli investimenti nella manutenzione delle case stesse. Ma a noi risulta che all'articolo 95 della finanziaria abbiano di fatto scritto che non sono da considerarsi alloggi sociali quelli gestiti dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari. Quindi togliendo via questa definizione, di fatto equipara le IRCP o le ATER per chi si voglia a dei privati e quindi questi alloggi diventano di fatto delle seconde case. Alloggi popolari equiparati alle seconde case, soggetti quindi al pagamento dell'IMU che ricade sull'ente proprietario dell'immobile, quindi l'ATER o gli ACP. C'è preoccupazione in queste ore ai piani alti degli enti che gestiscono le case popolari perché la legge di bilancio 2020, non riconoscendo le case popolari come alloggi sociali, reintroduce l'IMU che era stata cancellata nel 2014 dal governo Renzi, una tassa che sottraendo risorse agli enti avrebbe ripercussioni pesantissime sulle manutenzioni programmate degli alloggi popolari. Federcasa, l'associazione nazionale delle ATER, ha scritto una lettera aperta al premier Conte chiedendo una modifica della norma. Abbiamo fatto un documento che è arrivato appunto sul tavolo del governo e quindi speriamo venga accolto e questo qua ci risolverebbe il problema. E adesso parliamo delle ex popolari venete, tempo di staccare gli assegni perché la gente è stanca, sono le parole dell'associazione Ezzelino da Onara, insomma di chi si sta occupando di assistere i truffanti dalle banche venete perché a tutt'oggi nessuno ancora è stato rimborsato. Tornano sul piede di guerra le associazioni, in testa Ezzelino III da Onara. Quel fondo, il FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori, tanto voluto, la sua approvazione risale ormai all'agosto del 2017, non sta dando i frutti, i soldi attesi ed ormai anche il 2019 si appresta a finire. Certo il fondo è garantito, i 500 milioni messi a disposizione per quest'anno sono stati prorogati, le domande di indennizzo al fondo sono state presentate, già 56.000 ed altre arriveranno. La Consob dal
23 di novembre ha iniziato ad analizzarle, almeno si parla di 15.000 quelle già esaminate. E allora perché non pagare? È la domanda che si fanno anche le associazioni e la risposta la cercano tornando a Roma. Noi domani saremo a Roma, andremo dal governo con una delegazione di risparmiatori che fanno parte dei 56.000 che hanno già fatto l'istanza al fondo. Noi abbiamo avuto un incontro l'altro giorno con i risparmiatori, che sono quei risparmiatori che non si vedono su Facebook, non si vedono sui social, perché hanno 70, 75, 80 anni e hanno bisogno di quei soldi. Il tempo stringe, il fondo che dovrebbe proprio dare risposte ai casi sociali sembra, se non al palo, almeno lento nella sua esecuzione. Le associazioni chiedono un'accelerazione. Vogliamo concretezza, dateci una risposta. Completate l'opera, ma completatela con l'indennizzo per Natale. Ma si sa che a tempo non aspetti tempo e se la risposta non sarà positiva sono pronte a far partire il Fira Express, ovvero trasformare il titolo di indennizzo in un titolo esecutivo mettendo in mora la Consap, perché il tempo delle promesse è finito. Non vi accontenterete più di promesse? No, noi vogliamo delle certezze, non lo vogliamo noi, lo vuole il risparmiatore. Pochi istanti di pubblicità, poi torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, torniamo a Treviso per parlare dell'incontro natalizio, prenatalizio del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, il primo per il nuovo vescovo, un incontro nel quale ha parlato di autonomia ma anche di odio sui social. Basta l'odio, l'odio c'è, è una realtà umana, ma deve essere sconfitta dall'amore. È una frase banale detta così, però dobbiamo fare un po' di igiene nelle nostre menti, nei nostri cuori e nutrirci di immagini buone, perché sennò rischiamo che non vediamo più il tanto bene che c'è, che è quello che ci fa vivere. Un bene che per Monsignor Michele Tomasi, da poco più di 2 mesi vescovo di Treviso, è presente nella società trevigiana. A pochi giorni dal Natale dice di averlo toccato con mano nelle sue prime uscite dalle case di riposo al carcere minorile. C'è tanto bene, c'è una tradizione di bene, di solidarietà che insegna a tutto il mondo qui a Treviso, e questo è un capitale che abbiamo solo noi, questa è una ricchezza, questo fa veramente la differenza. E a fare la differenza è la solidarietà, la capacità di occuparsi della solitudine propria e altrui. Ma la Chiesa trevigiana guarda anche al territorio. Inevitabile chiedere al vescovo, bolzanino di nascita, quanto il modello dell'autonomia possa essere calato anche sul Veneto. Su questo il vescovo ha le idee molto chiare: autonomia sì, a patto che sia solidale. L'autonomia significa, e se significa che le decisioni vengono prese quanto più vicine alle persone che sono interessate da queste decisioni, è bene, deve essere così. Non posso decidere a decine di migliaia di chilometri il destino del mio e della mia famiglia, ma siamo anche legati da vincoli di solidarietà con altre parti, con tutto il resto almeno del territorio nazionale, dell'Europa, e poi abitiamo una casa comune nel mondo. Il 2019 si sta per chiudere come anno record per il turismo in Veneto, segnato dalla riscoperta della montagna e dal boom delle città d'arte. La sola nota negativa è quella dell'ultimo mese per la città di Venezia, che dopo l'acqua alta del 12 novembre ha visto crollare le presenze dei turisti. La stagione è andata molto bene in tutte le località, in tutti i tematismi della regione, quindi dal mare, la montagna, le città d'arte in particolare, che sono cresciute del 5% delle presenze turistiche. E se i dati dell'ultimo trimestre, come pare, confermeranno il trend di arrivi e presenze, il 2019 si chiuderà per il Veneto come un anno da record per il turismo. Del resto, già ad ottobre il Veneto ha ricevuto il premio Italia Destinazione Digitale come regione italiana più amata dai turisti stranieri, e le ormai imminenti vacanze di Natale segnano la grande riscoperta della montagna. La montagna sta vivendo
una nuova stagione, diciamo, molto molto positiva. Dai dati che ho io approssimativi non dico che sia tutto esaurito, ma comunque quasi, nel senso che le abbondanti nevicate che sono partite a inizio stagione hanno permesso appunto di far sì che i turisti arrivassero in massa, ma poi stanno crescendo molto anche altre località, le città d'arte in particolare. Treviso è una città che negli ultimi 2 anni sta facendo crescite in doppia cifra, quindi c'è questa riscoperta anche internazionale del turista verso località vicine a Venezia ma che non sono Venezia. Ed è proprio Venezia, dopo l'acqua grande di un mese fa, a soffrire nelle ultime settimane. Proprio il timore dell'acqua alta e dei danni causati dalla marea eccezionale ha fatto fioccare le disdette con un calo degli arrivi di circa il 40%, tant'è che gli albergatori hanno avviato una campagna destinata soprattutto alla stampa estera per invitare i turisti a tornare in città. A proposito di turisti, ci saranno tantissimi padovani ma anche tantissimi turisti evidentemente per il Capodanno molto atteso a Padova, tanti gli eventi, su tutti il concerto di Fabri Fibra a Prato della Valle. 50.000 persone si attendono numeri da record per il Capodanno 2019 in Prato della Valle a Padova. Lo spettacolo, interamente gratuito, è stato pensato per soddisfare ogni esigenza. La festa in piazza con la musica e l'intrattenimento per le famiglie che vogliono attendere la mezzanotte, quando inizierà lo spettacolo pirotecnico. Poi entrerà in scena il rapper Fabri Fibra, molto amato dai più giovani, che si esibirà per il primo concerto del nuovo anno. Uno spettacolo unico, ma non sarà questa la sola novità. Per la prima volta si potrà raggiungere il Prato con bus navetta gratuiti, quindi anche per favorire un accesso sostenibile al Prato senza quel caos che spesso caratterizza i grandi eventi in Prato della Valle, soprattutto nelle zone limitrofe. Ci sarà anche il parcheggio di Piazzale Rabin che sarà a disposizione. Per chi vuole essere sicuro di trovare posto nell'area spettacolo per il concerto di Fabri Fibra, che è comunque gratuito, potrà ritirare il pass dal 29 al 31 dicembre alla giostra posizionata sul lato di via Cavalletto. Sul fronte sicurezza non mancano le azioni messe in campo dal Comune. Verrà chiuso sin dalle 15, verrà chiuso, però per fortuna siamo riusciti ad avere dal lato via Cavazzana anche un ingresso pedonale, esclusivamente pedonale, sempre attraverso il controllo da parte delle forze dell'ordine, che permetterà di accedere sia in Prato della Valle, quindi in tutte le zone diciamo così, del Prato stesso, e sia anche nella zona di pubblico spettacolo, dove ci sarà ovviamente un ulteriore ingresso dedicato per i possessori del titolo di accesso. Prato della Valle infatti sarà blindato, ogni via d'accesso verrà chiusa con New Jersey di cemento per impedire il passaggio dei mezzi. L'ordinanza del sindaco vieta inoltre di portare con sé alcolici, liquidi infiammabili e bombolette spray. Siamo in chiusura, l'appuntamento con la programmazione, ore 13 fra pochissimo torneremo a parlare di salute e capiremo quali sono le migliori terapie da usare per il reflusso e la gastrite. In studio con noi dottor Giuseppe Del Favero, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ULSS 5 Polesana, ed Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana. Questa sera poi a 20:10 in diretta con Alberto Villanova della Lega e Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle, quindi la politica e l'attualità sotto i riflettori. Vi ricordo la rubrica Il tuo presepe, Natale 2019, quindi le modalità per segnalarci le vostre natività, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per mandare i video, scusate, della vostra natività. Allora ci lasciamo e con questo vi saluto e vi lascio al meteo con la bella rappresentazione della natività realizzata da Guglielmo Tinazzo a Favaro, Veneto. Arrivederci. Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Da quanto tempo è che prepara i presepi? Da circa 40 anni. Qui lei ha curato che cosa? Perché vediamo che ci sono tante cose. Un po' tutte le casette, i movimenti delle statuine, l'impianto elettrico, l'impianto dell'acqua, tutto fatto a mano. C'è un mulino a vento con la macina in pietra che si usava tanti anni fa.
Dopo c'è quello delle olive con le 2 ruote che gira e il mulino ad acqua, che ce ne sono ancora qualcuno in giro. E tutti funzionano tramite piccoli motorini. Insomma. Quanto tempo ci è voluto a curare l'allestimento che vediamo alle sue spalle? 5-6 giorni, ma però non solo, con mio figlio, mio cognato e mio consuocero. Christmas tree, oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight. Oh Christmas tree, thy candle shines so brightly. Oh Christmas tree, oh Christmas tree. Benvenuti al meteo. Prosegue un tempo molto instabile a causa del transito di una perturbazione atlantica sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 20 dicembre. Sul Veneto giornata all'insegna del maltempo, con piogge diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata o forte intensità, specie durante la serata. Vediamo anche le temperature minime tra 7 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo precipitazioni anche in questo caso piuttosto diffuse, un po' dappertutto e localmente anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo anche in questo caso condizioni di maltempo con rovesci un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime sui 7 gradi, valori massimi sui 9-10 gradi circa. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.